God Save the Wine, siamo finalmente a Roma, abbiamo portato un po' di Toscana, un po' di tante altre belle aziende, siamo qui con Camelia per raccontare la Vernaccia San Gimignano. Panizzi, il nome più famoso, iconico, colui che ha rinnovato questo mito centenario e l'ha portato ai giorni d'oggi, che però non ha smesso di sorprendere e di farci piacere. Quindi se vogliamo sapere come sta andando la vendemmia bisogna chiederlo a te, ora magari a Walter, però Walter che ti ha detto? Lo vedi preoccupato, lo vedi tranquillo? Walter Sovrani è direttore tecnico, enologo della tenuta, ecco, dici un po'. Sì, buonasera, grazie per l'invito, siamo contentissimi di essere qui. La vendemmia 2020 finora ci ha portato delle buone soddisfazioni. Ecco, il 28 agosto siamo partiti a raccogliere il Pino Nero, che ci fa tutto promette grandezza in questa annata per 2020 del Pino Nero Panizzi. Ne abbiamo 4 ettari situati a quasi 400 metri d'altitudine e abbiamo avuto la fortuna di un fine di stagione con molto sole, importanti escursioni tra notte e giorno, quindi è andato molto bene. E da praticamente 2 giorni fa siamo partiti anche con la vendemmia della Vernaccia 2020, siamo molto contenti, ancora non abbiamo finito, probabilmente finiremo con l'ultimo vigneto della Vernaccia dedicata alle Voè per fine del mese. A proposito di Voè, no? Che io adesso ho assaggiato questa Vernaccia 2019 che è buonissima, comincia a diventare buonissima adesso, dopo mesi in cui è stata, diciamo, sul limonoso croccante, ora veramente si sta aprendo. Qui dal 2019 sicuramente invece le Voè è il vostro vino un pochino più particolare. Ricordiamo che è nato come Vernaccia di San Gimignano, poi è uscito dalla denominazione, perché comunque è un vino che spiazza un po', no? Ed è un vino forse anche più divertente per fare gli abbinamenti. Voè sicuramente è un vino che veramente traduce la filosofia in Panizzi, no? È quella di essere sempre sperimentali, è quella sempre di provare a testare quali sono i limiti espressivi di questo vitigno. E alla ricerca di Voè praticamente abbiamo fatto un percorso particolare, partiti da una lunga macerazione sulle bucce, da un piccolo vigneto dedicato perché viene da un terreno piuttosto freddo, da una parte imboscato, a esposizione a ovest, è importante per l'acidità. È un vino ricercato, studiato, la 2016 è stata la quarta annata di questo vino. Ha avuto una bella evoluzione, un bicchiere, questa freschezza continua ad andare. Ecco, un vino del genere come si abbina a tavola? Dove lo vedreste? Un vino del genere è molto complesso, c'è tanto legno, c'è tanto profumo, è speziato, è un vino che sta bene con dei piatti che sono più consistenti. Se pensiamo a un pesce potrebbe essere un baccalà, che potrebbe fritto, baccalà fritto. Okay. Vabbè, anche la fiorentina livornese col pomodoro. Assolutamente, è anche un vino che può essere tranquillamente abbinato a dei formaggi stagionati o anche carne bianchi, cacciagione, coniglio. Andremo a questo bicchiere al buffet e ci divertiremo. Grazie mille Camelia. Grazie a voi, buona serata. Salute!